coronavirus, a Treviso un'imprenditrice di rientro dalla Cina con febbre alta è stata ricoverata per accertamenti. Intanto i presidi chiedono come comportarsi rispetto agli studenti di ritorno dal paese asiatico. Emergenza coronavirus, l'Università di Padova ha attivato in queste ore un numero anticontagio per la comunità accademica di rientro da viaggi nelle aree colpite dal virus. Autonomia del Veneto, oggi a Roma l'audizione del presidente Zaia alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il governo vari subito l'intesa per i veneti, la misura è colma, ha detto il governatore. Silea, shock per la morte di una bimba di 10 anni colpita da influenza e deceduta per una rarissima complicanza virale. La Procura del Tribunale di Vicenza apre un'inchiesta sul volantino razzista attaccato alla bacheca del Partito Democratico, inneggiante alla riapertura dei forni. Bomba Day tra Mestre e Marghera, ecco il piano di evacuazione, circa 3.500 persone dovranno lasciare l'abitazione, navette gratuite ogni 5 minuti, treni, auto e aerei sospesi. Risarcimenti irrisori per gli artigiani mascareri colpiti dall'acqua alta di novembre, le maschere distrutte vengono valutate solo per i pochi euro del materiale di cui erano composte. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano l'allerta coronavirus alta in tutta la regione. A Treviso un'imprenditrice di rientro dalla Cina in preda a febbre alta è stata ricoverata per accertamenti. Intanto chiedono come comportarsi rispetto agli studenti di ritorno dal paese asiatico i presidi delle scuole. Sentiamo. Un'imprenditrice italiana di rientro dalla Cina è ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso per accertamenti. L'imprenditrice all'arrivo in Veneto presentava febbre alta, quindi a scopo precauzionale è stata ricoverata per monitorare la situazione. Non avendo però sintomi respiratori gravi, il suo non viene classificato come sospetto caso di coronavirus e già nelle prossime ore la paziente potrebbe venire dimessa. Episodio che dimostra l'estrema attenzione con la quale si stanno monitorando nella Marca, come in tutte le altre strutture ospedaliere della regione, l'allerta del virus asiatico. Nelle ultime ore erano stati a livello nazionale i presidi, per voce del presidente dell'associazione di categoria, l'ANP, a chiedere indicazioni su come comportarsi nei confronti degli studenti che sono stati in Cina e stanno rientrando in questi giorni in Italia. Gianni Maddalon, rappresentante dei dirigenti scolastici di Treviso e Belluno, invita a non farsi prendere dal panico. Io ho avuto una sola segnalazione da un collega per il caso di due sorelline la cui famiglia aveva fatto, diciamo, la classica vacanza rientro in Cina. Ovviamente sono passati per tutti i filtri di controllo e io ho tranquillizzato la collega, e a chi informalmente mi dice che cosa penso dico che ci sono tutti i controlli possibili del canale fra la Cina e qui. Quasi tutti i cinesi che vivono in Italia provengono da un'unica regione distinta dall'epicentro. In ogni caso si tratta perfino di una malattia estremamente meno mortale di tante altre. Quindi il messaggio ai colleghi è di non contribuire, diciamo, ad allarmismi. E a proposito dell'epidemia di coronavirus, l'Università di Padova ha attivato in queste ore un numero anticontagio per la comunità accademica di rientro da viaggi nelle aree colpite dal virus. Nessuna partenza prevista per università della Cina continentale, che in questo momento sono chiuse. Parola d'ordine: ridurre il rischio di contagio. Per questo l'Università di Padova ha dato il via a un'operazione di monitoraggio di tutta la comunità accademica di rientro da viaggi in aree colpite dall'epidemia di coronavirus. Cina soprattutto, ma non solo. Ha attivato in queste ore un numero di cellulare operativo tutti i giorni dalle 9 alle 17, al quale docenti, ricercatori e studenti sono invitati a rivolgersi in caso di necessità. Un contatto via cellulare per essere informati rapidamente e avere indicazioni su come comportarsi nel caso dovessero insorgere dei sintomi preoccupanti.
Il numero è il 335 188 77. Chi rientra è invitato a restare in casa ed eseguire esami di laboratorio che escludano il contagio. Chi presenta sintomi come tosse o febbre dovrebbe contattare subito questo numero. In Cina nessun docente padovano. Nessun docente, abbiamo degli studenti di dottorato cinesi che sono rientrati in Cina per le festività dell'anno nuovo e stanno rientrando. Non ci sono segnalati dei problemi particolari, però l'università si sta muovendo per fronteggiare possibili problemi. Le università cinesi sono chiuse. Molte università cinesi hanno seguito le indicazioni date dal loro governo, che è quello di dire: rimandate l'apertura dopo le festività e vediamo come va l'epidemia. 5 studenti prossimi a recarsi in Cina o a Taiwan non partiranno e a Guangzhou, città cinese dove è un ufficio dell'Università di Padova, la situazione è questa. Sono stati avvisati e consigliati di rimanere a casa e portare le mascherine, ci sono questi accorgimenti, lavarsi frequentemente le mani e evitare l'affollamento. E ci sono degli accorgimenti e servizi molto interessanti come supermercati online, anche il servizio di biblioteca online, quindi loro possono accedere, prima comunque potevano accedere a alcuni testi, adesso l'offerta si è ampliata, quindi possono accedere a questi libri e di studiare a casa. Ed un virologo dell'Università di Padova ci spiega perché il virus è così pericoloso, ma rassicura anche sul fatto che il contagio non può avvenire attraverso le merci. Sentiamo. La cosa che preoccupa di più è questa velocità di diffusione. Al momento non si hanno ancora, le informazioni ben dettagliate sulle modalità di trasmissione, presumibilmente avviene come quella del raffreddore, dell'influenza e precedentemente della SARS. La cosa importante è adottare procedure per contenere la diffusione di questo virus, così come si sta facendo attualmente in Cina e come anche i paesi occidentali si stanno organizzando a fare in caso di necessità. A Padova la task force regionale in caso di emergenza da coronavirus è attiva. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi ai test, secondo il report diffuso dal Ministero della Salute. A preoccupare però è la velocità con cui si propaga il virus. La sintomatologia parte appunto, può essere confusa con quella anche di una normale influenza, perché è caratterizzato da febbre, da una tosse secca e poi possono insorgere complicanze di tipo respiratorio, quindi dalla sintomatologia non è possibile fare una diagnosi differenziale, sono richiesti accertamenti di laboratorio, soprattutto in contesti che non sono quelli dei focolai epidemici, dove ovviamente si può presupporre che ogni caso possa essere riconducibile a questo virus. Più difficile che il virus invece viaggi con le merci, perché il contagio avviene anche attraverso secrezioni, ma solo nell'immediato. Per merci che viaggiano per lunghe distanze in condizioni anche di temperatura ambientale non ottimali è presumibile che il rischio sia estremamente basso. Non sappiamo ovviamente qual è la fonte dell'infezione, quindi nel caso si trattasse di animali vivi la questione cambia, ma questo è molto particolare. Diciamo che allo stato attuale delle conoscenze, da un punto di vista delle merci, il rischio dovrebbe essere nullo o molto basso. Chiudiamo quindi quest'ampia pagina dedicata all'epidemia mondiale di coronavirus. Torniamo a parlare di autonomia del Veneto, perché oggi a Roma c'è stata l'audizione del presidente Zaia alla Commissione per le questioni regionali. Autonomia del Veneto, chiediamo al governo che vari subito l'intesa, ha detto stamane il presidente del Veneto Luca Zaia a Roma al termine dell'audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Al centro della discussione odierna l'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia, se non altro per un motivo, vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono, nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. È stato un voto trasversale, devo dire anche a prescindere dalle indicazioni di partito. Noi oggi dobbiamo scegliere se questo Paese deve puntare a un nuovo rinascimento o debba continuare a sonnecchiare nel Medioevo. L'autonomia e il federalismo è il rinascimento di questo Paese. Guardate che alla fin fine è l'uovo di Colombo, guardate che alla fin fine è il nostro muro di Berlino, noi dobbiamo abbattere il muro di Berlino, è il centralismo, toglie responsabilità, deresponsabilizza, non punta alla virtuosità, abbiamo sprechi,
Guardate, i cittadini non ci guadagnano nulla dagli sprechi e dalla mala gestione, e non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto, e ci sia una regione in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda, perché i veneti dicono solo che la misura è colma. E torniamo ora al dramma di Silea, dove l'intera comunità è sotto shock per la morte di una bambina di appena 10 anni deceduta per una rarissima complicanza virale. Il cordoglio del sindaco, intanto si attende l'esito dell'esame autoptico per fissare la data dei funerali. Un sorriso dolce, lo sguardo felice di una bambina di 10 anni pronta a vivere ogni attimo con energia e gioia. Emma Vitulli era tutto questo, bellissima, piena di verve, la descrivono mamma Piera e papà Marco, che sono stati accanto alla loro piccola fino all'ultimo istante, sperando in un miracolo che purtroppo non è mai arrivato. Non se la sentono di parlare, il dolore è troppo forte, ma gentili aprono le porte della loro casa di Silea, mostrano con orgoglio le foto di Emma con il viso dipinto durante una festa e poi in montagna. Sul tavolo ci sono ancora i lavoretti che la bambina amava fare, una scatola ricoperta di brillantini, alcune matite e una saponetta che aveva preparato per il compleanno venerdì di una sua compagna. E poi c'è la casetta delle Barbie che il papà aveva costruito per lei ancora come l'aveva lasciata Emma dall'ultima volta che ci ha giocato. Un dolore troppo forte da descrivere. I genitori, come i fratelli Matteo, di un anno più grande, e Alex, 21, faticano ancora a credere che in poche ore il sorriso di Emma, che non aveva mai avuto problemi di salute e che fino a sabato stava bene, si sia spento per sempre. Silea è un paese incredulo, scioccato da quanto accaduto, una tragedia che riguarda tutti noi, spiega il sindaco Cendron. Una tragedia non solo per la famiglia, ma anche per tutta la comunità di Silea, che appunto non può commentare, ma solamente stringersi in quello che è un forte abbraccio. Fuori dalla scuola elementare di Lanzago, dove Emma frequentava la quinta elementare, la notizia è arrivata come una doccia fredda e tra i genitori c'è poca voglia di parlare. È una tragedia, non ci sono altre parole, direi. Siamo tutti molto provati. I compagni di scuola hanno lasciato sul banco di Emma dei bigliettini e disegni per ricordare la loro amica. Il comune è pronto, spiega il sindaco, a dare alla famiglia e alla stessa scuola un supporto psicologico. Stiamo anche valutando appunto se il giorno del funerale ci sarà appunto una pausa dalle lezioni. La notizia della morte di Emma, arrivata secondo l'ipotesi avanzata dai medici per una rarissima complicanza subentrata nel corso di un'influenza, ha creato qualche preoccupazione tra i genitori. Stroncare qualsiasi allarme, epidemia, perché non è questo il caso, anche se c'è un picco influenzale in questo periodo, non c'è nessuna relazione con il picco di epidemie attuale. Ribadisco, non c'è rischio di contagio, non c'è rischio di epidemia. E dramma anche in Alpago, nella frazione di Tignes, una ragazza di 18 anni è morta in seguito ad un malore. Si chiamava Lisa Collazzuol, ex giocatrice di rugby, studentessa di scienze umane al Flaminio di Vittorio Veneto. Pare che la ragazza la scorsa settimana fosse stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione dell'appendicite. Il suo rientro a scuola era previsto per la giornata di ieri. La notte precedente l'imponderabile, la magistratura ha ordinato l'autopsia per risalire alle cause del decesso improvviso della ragazza e per valutare eventuali responsabilità. La Procura del Tribunale di Vicenza ha aperto un'inchiesta sul volantino razzista attaccato alla bacheca del Partito Democratico di Torre Belvicino, inneggiante alla riapertura dei forni crematori.
Torre Belvicino, non rimarrà senza conseguenze la posizione del volantino alla bacheca del Partito Democratico del Paese, inneggiante alla riapertura dei forni. Il cartello consegnato ai carabinieri verrà acquisito dalla procura che aprirà un'inchiesta. La procura del Tribunale di Vicenza ha disposto infatti i primi accertamenti ed è in attesa di entrare in possesso degli esiti della fase preliminare delle indagini dei carabinieri. Le ipotesi di reato, anche se non ancora formulate, che il magistrato potrebbe ravvedere vanno dall'apologia fino all'istigazione all'odio razziale, visti i contenuti delle frasi. Nessuna pista è tralasciata dagli inquirenti che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza raccogliendo testimonianze. Obiettivo: dare un nome che ha vergato il foglietto e già vi sarebbero dei sospetti su qualche personaggio del paese simpatizzante dell'estrema destra. Condanna a 4 anni per la donna che nel luglio scorso aveva investito ed ucciso un 60enne a Ponte di Brenta. La donna, dopo l'incidente, era scappata. Ha patteggiato la pena di 4 anni davanti al giudice per le indagini preliminari Elena Lazzarin per omicidio stradale. Una barista 28enne la sera del 5 luglio scorso aveva investito con la sua Y Valerio Nigrelli di 61 anni a bordo di uno scooter all'altezza della rotonda di via San Marco prima del centro di Ponte di Brenta. La donna non si era fermata a prestare soccorso scappando. È stata poi rintracciata nel giardino di un'abitazione ed è stata arrestata. Dalle indagini, inoltre, è emerso che la 28enne era alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ora è arrivata la condanna di primo grado. I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno e i NAS di Ancona hanno portato a termine un'importante operazione antidoping per smantellare un presunto ingente traffico di farmaci dopanti immessi sul territorio nazionale provenienti dall'est Europa. Sono 50 le persone indagate a piede libero. Durante le perquisizioni in 30 città italiane sono state sequestrate migliaia di confezioni di farmaci dopanti, coinvolte diverse strutture tra palestre, centri sportivi amatoriali, in particolare ciclistici. Tra i sequestri sono stati effettuati alcuni anche in Veneto, in particolare nelle province di Treviso e di Padova. Anche Venezia conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, l'annuncio direttamente dal sindaco Luigi Brugnaro. Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Venezia e il conferimento avverrà nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza del Consiglio Comunale. Abbiamo fatto una delibera di giunta, l'abbiamo data senza nessun tipo di polemica, anzi contenti, convinti che sia un simbolo che va ricordato per questo. Lo sterminio dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti del Terzo Reich per realizzare il folle progetto di costruire un mondo purificato da tutto ciò che non fosse ariano non può e non deve essere dimenticato. Bisogna ricordare ed essere noi stessi in memoria degli orrori vissuti da chi, come la senatrice Segre, a 90 anni rappresenta un monumento vivente della nostra stessa storia. Ci piace dimostrare e ricordare della nostra città, una città aperta, accogliente e soprattutto che non accetterà mai azioni di prepotenza o di vigliaccheria come abbiamo conosciuto negli anni, ed è giusto che ci sono dei testimoni che possano ricordarlo. Liliana Segre, a 13 anni, aveva tentato la fuga in Svizzera con il padre nel tentativo di sottrarsi alle atrocità delle leggi razziali fasciste, ma fermata dalle guardie di frontiera venne arrestata insieme al genitore e condotta ad Auschwitz. Quella sarà l'ultima volta che vedrà il suo papà. Con lei altri 776 bambini. Quell'orrore inciso indelebilmente anche nella sua carne, con il numero di matricola 75.190. Storia che viene ricordata con le troppe pietre d'inciampo anche del ghetto più antico d'Europa, quello di Venezia. Allora, questa è una città che è sempre stata un confine e una frontiera invalicabile rispetto a certi temi di libertà, per cui saremo sempre a protezione di questo. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Ed eccoci nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. Bomba Day tra Mestre e Marghera. Circa 3.500 persone dovranno lasciare la propria abitazione, sospesa la circolazione di treni, auto e aerei. Ma ci aggiorna al telefono da Mestre Filippo Fois. Buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia, tutto è pronto per il cosiddetto Bomba Day, vale a dire la giornata in cui verrà prelevato l'ordigno inesploso della seconda guerra mondiale in via Ferraris a Marghera, che poi verrà fatto brillare in mare aperto. In queste giornate si sono susseguiti i tavoli di coordinamento in prefettura e oramai il programma su come si procederà è stato stilato. Vi ricordiamo l'evento più importante, il fatto che per lo svolgimento delle operazioni è necessario evacuare la popolazione residente in un raggio che è stato calcolato in 1.800 metri, quasi 2 chilometri di raggio. Questo comprende anche delle diverse abitazioni sia di Marghera che di Mestre, per cui dovranno abbandonare il proprio appartamento circa 3.500 persone. Proprio per loro è stato disposto un servizio navetta gratuito dalle 6 del mattino di domenica alle 7. Questo servizio disposto dalla CTV raggiungerà il Palasport Taliercio, che è stato individuato come punto di raccolta e area di ospitalità. I bus navetta partiranno ogni 5 minuti. Per tutto il periodo dell'evacuazione sarà attivo anche uno specifico servizio antisciacallaggio da parte delle forze dell'ordine. Proprio in queste giornate, tra l'altro, i volontari della protezione civile stanno svolgendo un'attività di informazione porta a porta per avvisare i cittadini, i titolari di attività produttive e i negozianti. Ecco, dalle ore 7 poi sarà vietata anche la circolazione dei mezzi privati e dei pedoni, sempre in quest'area di 1,8 km, e dalle 7:30 anche quella dei mezzi pubblici. Ricordiamo che tra l'altro sarà chiuso anche il Ponte della Libertà, che viene compreso nell'area interessata dalle operazioni, per cui non si potrà arrivare o andarsene da Venezia per quasi tutta la mattina. Fermi i treni, sarà fermo anche l'aeroporto Marco Polo di Tessera dalle 8:30 a 12:30. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. E restiamo a Venezia. Sono irrisori i risarcimenti per gli artigiani mascareri colpiti dall'acqua alta di novembre. Le maschere distrutte infatti vengono valutate solo per i pochi euro del materiale di cui erano composte. Sentiamo. Questo è il palazzo in cui Carlo Goldoni nacque nel 1707. Siamo nel sestiere di San Polo, a Venezia. Gualtiero Dall'Osto, un maestro mascarer da decenni, ha stabilito la sua attività di artigianato artistico qui proprio in omaggio al maestro della commedia moderna. Ma anche questa zona, fino a qualche tempo fa brulicante di artigiani di ogni genere, si sta svuotando. È un vero e proprio patrimonio che stiamo perdendo in Italia, non solo a Venezia, ma Venezia è l'accademia di questo problema, secondo me, perché proprio sta cambiando volto. Noi stiamo per essere sostituiti dal compra e rivendi di bassa lega, di artigiani probabilmente sfruttati che comprano e rivendono le cose che vengono dall'estero a €1, €2. L'ultima beffa per una categoria già in balia di 1000 difficoltà sono i risarcimenti per l'acqua alta di novembre. A San Marco c'è Carlo Setti, definito calzolaio dei volti. Nella sua bottega, tra la Fenice e la casa dove soggiornò Mozart, è rimasto l'unico a Venezia a realizzare maschere di cuoio, una tradizione che risale alla commedia dell'arte del XVI secolo. Con i risarcimenti c'è da ridere, perché agli artigiani viene riconosciuto come risarcimento il prezzo del materiale, non il prezzo del lavoro. Per cui una cosa che ha comportato giornate di lavoro e magari è fatta con materiale povero, tipo la carta o anche il cuoio, diciamo, viene risarcita
in maniera ridicola. A Castello, duramente provate dalle acque alte di novembre, ci sono la bottega e il laboratorio di Hamid Sedighi, in Italia da 40 anni, è uno di quei veneziani d'adozione che dimostrano per la città una sensibilità pari se non maggiore di chi c'è nato. Almeno le tasse ci fanno rimandare un po', che paghiamo un po' più tardi, senza interessi, almeno ci davano quello spazio lì, neanche quello è stato dato. Adesso speriamo che qualcosa viene risarcito, ma insomma non è discorso di carità, nessuno vuole la carità, certo tutti perdono, tutti, ma per noi non solo perdita di materiale, ma anche perdita di 2 mesi di lavoro, anche perdita di preparazione per Carnevale, siamo indietro di tutto praticamente. Parliamo ora di sport e non solo, è stata grande festa ieri per il compleanno del Calcio Padova dopo la presentazione dei lavori per il rifacimento della nuova curva. Vediamo insieme l'entusiasmo dei tifosi. Eccola la conclusione della festa per i 110 anni del Calcio Padova. Centinaia di torce bianche e rosse hanno colorato nella notte Prato della Valle. In migliaia hanno salutato il biancoscudo con cori ed incitamenti per la squadra. La giornata si è aperta con la presentazione di un murale estemporaneo e celebrativo in piazzetta Garzerie, dove fu fondata la società padovana nel 1910. Ora i tifosi sperano in un regalo a fine stagione per tornare a colorare la città con i colori del Calcio Padova. Fermiamo la violenza contro medici e infermieri, di questo si parlerà tra poco nella puntata di oggi di ore 13. Ospiti in studio Stefano Formentini, direttore della funzione ospedaliera del distretto di Treviso, e Liliana Allora, segretario regionale veneto del SMI. E poi vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospiti Federico Caner, assessore regionale al turismo, e Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto. E poi la nostra prima serata, come ogni giovedì a partire dalle 21:15 ci sarà la Zanzega, una puntata, quella di oggi, particolare, dedicata interamente alla città di Treviso. Treviso come non l'avete mai vista, dalla cattedrale al Palazzo dei 300, la biblioteca capitolare e le canoniche, la loggia dei cavalieri, e poi naturalmente le osterie, la storia del tiramisù, la pescheria, la città sotterranea, i canali, le porte rinascimentali, ed ancora il museo di Santa Caterina, i vicoli cari a Giovanni Comiso. E poi naturalmente non poteva mancare la famosa soppa coada, ospite l'assessore Federico Caner, assessore regionale al turismo della regione del Veneto. Appuntamento quindi alle 21:15 con la Zanzega. Ed è davvero tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Antenna 3, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione con tempo sempre asciutto e stabile. Il dettaglio di giovedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà bel tempo con ampio soleggiamento ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente foschie e addensamenti sulle pianure. Temperature minime fino a -2 gradi, valori massimi tra 6 e 12 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e con occasionali addensamenti, specie sulle aree costiere. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Uno sguardo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata anche qui soleggiata su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto 0, massime tra 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.